13 gradi. 3 di agosto. Fiosse, Fiossi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi escursione molto commerciale. Oggi andiamo al rifugio Coldai. Partiamo da Palafavera e andiamo via. Siamo pronti? Simone, dai che andiamo, go go go! Allora, appena partiti a Consuelo a voler fare quello che voleva. Teoricamente bisognerebbe proseguire su per la strada fino ad arrivare a Malgapioda, bla bla bla. Solo che lei al primo bivio nel bosco che ha visto ha detto, boh, tagliamo per di qua. Vabbè, probabilmente ci ricongiungiamo in cima, non l'ho mai fatta, quindi boh, andiamo a vedere. Magari troviamo qualche fungo, perché se non avevi visto ieri che pioveva e scravassava, siamo andati a funghi, oggi invece guarda che giornata. E quindi andiamo su. In realtà so io perché è venuta per di qua. Lascia stare il fatto che è molto meglio camminare in mezzo al bosco su un sentiero piuttosto che su una stradina di sassi. Ma siccome lei è indietro di 2 porcini rispetto a me, va in cerca di trovare funghi anche oggi. Se fate il sentierino che abbiamo fatto noi, uscirete che a un certo punto vi incrociate sulla pista che da Palafavera porta giù a Pecol. Quindi scendendo si va verso la Lendina e Pecol. Lassù c'è già un bel civetta che si vede. Qua risalite la pista e andiamo ad incrociarci con la strada di Aino. Non so se merita fare sto taglio di qua, si allunga, boh, vabbè, me fatto ormai. Ecco, nel giro di 20 minuti arriviamo qui all'arrivo della seggiovia che sale dalla Lendina di Pecol, che è aperta perché è adibita anche per i biker che vogliono montare con la bicicletta senza far fatica qua e là. Insomma, il sentiero prosegue per strada di sassi. Si potrebbe tagliare su per la pista, ma erbe massa alte, quindi no. Ogni tanto, se volete, potete tagliare perché è abbastanza noiosa la strada bianca. Guarda qua l'arrivo del Skiftlift. Va bene che si capisce Achtung Zecken sarà attenzione zecche, ma siamo in Italia, fia prova contraria. Diciamo solo che i tedeschi non lo so. Comunque, finalmente posso dirvi il sentiero, che numero è. È un bel 564 che ci porterà prima, come vedete, a Malgapioda e poi al Coldai. Ancora strada bianca, via. Devo calmare un po' i battiti. Eccola qua, panchinetta panoramica, sentiero trail per biciclette. Qua c'è la partenza della teleferica per il Coldai. Qui c'è il mio amore tutto in rosa. L'arrabbiata secondo me. E là, su una quarantina di minuti, siamo arrivati a Malgapioda. Rompi coglioni. Niente, Malgapioda stavano, mi sa che è serata. Peccato perché qua facevano un formaggio buono. Altro consiglio per chi non ha voglia di far fatica, sopra là in cima arriva la seggiovia di Palafavera, poi scendete e arrivate qua. Ovviamente quando la seggiovia è in funzione, perché oggi per esempio non andava. Consuelo si riposa, adesso bevo un'acqua, fumo una cicchetta. Che casetta? Là. Ah là, guarda là, cos'è una micro caseretta. Guarda là. Beh.
Qua è tipo parrocchia Sacro Cuore. Andiamo avanti col Cristo, che la processione si ingruma. Super dea. Vabbè, finché saliamo posso dirvi che il rifugio Sonnino al Coldai è stato costruito nel 1905 dal CAI di Venezia. Poi nel 1931, grazie appunto alla famiglia Sonnino, è stato ampliato. Poi sfortunatamente durante la seconda guerra mondiale è stato bombardato dai nazisti e quindi tanto vi dico che siamo anche su una parte dell'alta via numero 1 e basta. Poi la Consuelo che fa un taglio, sa che taglia il tempo perché non vediamo mai che sta roba qua ci ammassa brutto tempo. Gianlu, Questo è un taglio che ha senso. questo è un taglio che ha senso, va bene, perché si cammina sul morbido e non sui sassi. Comunque, continuando la storia del rifugio Coldai, Sonnino al Coldai, nel 1968, se non sbaglio, è stato preso in gestione dalla famiglia De Zordo e praticamente pochi giorni fa il signor René, capostipite appunto della famiglia De Zordo, è venuto a mancare all'età di 91 anni. Quindi adesso resta ai parenti, i fioi, i nipoti, che continuiamo la salita per questo comodissimo sentiero. Stavo pensando che comunque, anche se la fontana è spenta, praticamente tutto il sentiero è un bel torrente, quindi se avete voglia di rischiare potete berla così. Se avete un filtrino ve la filtrate, ma insomma problemi di acqua non ce ne sono. Guarda qua, ecco dove sgorga. No, non è che sgorga, qua passa sotto la roccia e c'è il torrente che viene giù da là. Guarda che bello, guarda che panoramio. Qua, mio amore, qua arrivati al cospetto dell'ultima rampa per arrivare al rifugio Coldai, ci troviamo in quella che io di solito chiamo la conca delle marmotte. Di solito qua tutte le volte che siamo venuti era in pieno di marmotte. Oggi in realtà non ne vedo neanche mezza, quindi non lo so. Adesso proseguiamo super di lì. Era i pini dove che cresce, sul ciglio del strapiombo, forti. Arrivo a Teleferica, siamo arrivati. Eccoci arrivati al rifugio Coldai. Coldai. Adesso sicuramente andremo a vedere il lago Coldai, che è sopra dietro quella forcella. Poi se mi tira il culo vado fin sopra là, che è la cima Coldai. Vediamo dopo. Solo fate il giro da solo, no? È pietoso. Sì, perché quello lì ti arriva subito. Dietro il Coldai saliamo verso il laghetto, 10 minuti. Di lì c'è il sentiero Tivan che porta all'attacco della ferrata per andare al Torrani, una delle ferrate. Poi scendendo, volendo, si può fare il giro, si arriva fino a Malgagrava, dove si va anche a Spitzezue e bla bla bla. Però bisogna avere due macchine, una DA e una Palafavera, perché sennò duretta. Vabbè, andiamo su al laghetto a pocciare i pie. Rifugio Coldai, scarpinatina fino in forcella.
Qui sopra c'è il Cima Coldai, che devo ancora capire se andare o no. E di qua era qua il laghetto, che un anno era pieno di pesci, quindi non so se recupero il video, lo butto dentro o magari vedo se ce ne sono anche oggi. Là in fondo, Sua Maestà la Regina Marmolada, eccola lì, che panoramio, su che appunta là è il Tissi, già fatto, ma non so se lo rifaremo. E qua tutto il Civetta, quale? Qua vede a Consuelo quale. A Moio, rigeneriamo un po'. Qua se che fosse meglio già Maria sarebbe già di farsi le vasche avanti in rio. Però è tiepida ma non calda, cioè fresca dopo un po'. Sì, ma non lo vedo. Giusto per farvi capire la quantità di pesciolini che ci sono. Guarda, toc. Sì, guarda. Tutti che ne fate di pan. Guarda. Ma c'è anche. Sì. Non si intuisce tanto, ma va bene, vado a recuperare il video dall'altra parte e ve lo metto qua. Tanto sembra quelli di pesci. Anche dal laghetto Coldai, cincini a tutti. Allora lasciamo il laghetto che si sta riempiendo tipo un lido di Jesolo. Qua ci sarebbe l'attacco per andare a Cima Coldai, per esperti un'ora qua là. Io vorrei tanto farlo e vedo anche che c'è gente là in cima, però c'è sto tempo che gira e non sono tanto convinto di andare su, perlomeno poi da solo. Quindi boh, amen, vista la Cima Coldai da sotto, che cazzo se ne c'ava. Nel mio rifugio c'era su un tappetto di dolce, va. Ah qua, è mitica ape del rifugio, una vita e mezza che è qua, sempre qui. E facciamo su un tocchetto di dolce. Sono direttamente sul dolce. Qui facciamo quest'altro pezzetto. Quanto mi piacciono i rifugi commerciali, che sarà 2500 persone, tipo spiaggia Jesolo a Ferragosto. Lasciamo il Coldai e tutta la gente che vede. Allora là piove probabilmente e prima di ciappare l'acqua torniamo a casa. Cima Coldai e faremo un'altra volta. Sì, vabbè, farò un'altra volta. Quando che non avrei vesighe, bisogna fare vesighe oggi, madonna. Siccome per la serie in montagna bisogna sempre fare le scelte giuste, come potete vedere, se si intuisce, sotto là sta già scravazzando di brutto. Qua sarebbe ancora limpido, ma non me la sono sentita di andare su in cima, quindi quando vedete che il meteo cambia, visto che in montagna cambia nel giro di pochissimo, vedete di prendere le giuste decisioni. Allora qua, per il panorama. Adesso sentiero stesso identico di stamattina, se non c'è niente di figo come al solito, unicorni, Sasquatch, robe varie, ci vediamo in macchina. Guarda che storia, noi siamo in discesa e piove. E su là, verso il Coldai, c'è ancora il sole. Ma il tempo cambia in fretta in montagna, bisogna sempre stare attenti. Sì, il Torrani è super di là, da quelle parti là. Bah. Mi avrà il permesso? Boh, non mi pare tanto una macchina da Montanaro. Ma insomma. Ti vedi questo? Questo è il naso da montagna, guarda qua. Guarda qua. Avevo fatto bene andare su in cima alla croce, perché sennò sta qua ciappaimo tutta da in cima al rifugio. Quasi che manca poco, guarda. Dedicato al mio amore stupenderrimo. Guarda che bello il laghetto a forma di cuore. Ah, via! Guarda come che cambia il tempo. Ho fatto 10 minuti di acqua forte, tanto per bagnarsi e rompere le baie. Adesso sole. Adesso sole, mi piaceva tanto questo ambient qua col pelmo alle spalle, quindi chiuderei il video da qua ricordandovi
prenderla sempre con le pinze la montagna, partire preparati, guardare il meteo e insomma mettete anche un fiade vostro. Siamo stufi di vedere moltoni che si coppano in montagne, ste case se non si buoni. Fiossi, ci vediamo al prossimo giro. Ciao!